Alla Cascina Maggia a Brescia, anticipato da una bella giornata come che ne poche, è nata lì una bella festa organizzata dall'associazione 1001 Evento. E come se per fa a passare al tempo a Brescia, tranquilli, dall'onda del traffico, dai rumori, con musica, attrazioni e spettacoli. Ma alla Cascina Maggia, che sa che? È una festa organizzata da 1001 Evento, come hai detto prima. Il nome della festa è Delicious Vintage. Sono qui alla Cascina Maggia, dove abbiamo tirato insieme un bel po' di bancarelle degli anni 50, 60 e 70, dove c'è un po' di artigianato e un po' di abiti vintage. E poi dopo verso sera si ambia con il trucco, il parrucco, dove che poi che fa i tatuaggi, che metterà in palio un tatuaggio per chi va a partecipare al set fotografico anni 50, dove è un po' di tutto, si può truccare, vestire, che fanno le foto e un bel set fotografico. Poi c'è delle macchine in esposizione, sempre anni 50, americane, c'è da mangiare, c'è da bere e alle 6:30 c'è la musica dal vivo, si divertono, il DJ e tutto. Come la di Giulio, chi delle macchine americane, che adesso le si chiama storiche, e allora non conoscile insieme a Giudice Padrù. Questa è una Oldsmobile Dynamic 88, o meglio 88, del 60, o meglio 1960. La è un motore 8 cilindri a V, mia V, ma a V, 6.200 di cilindrata. Somiglia quanto la fa perché l'ho mai scanato, però è un gran bello. Bella macchina, certo, a tancia che piacerebbe, a pudì, ma bagala? Sì, alla grande. Qua che non giro del sul, se qua che non giro con la fauna mia età. Valore commerciale non esiste, perché è un valore sentimentale, perché non si può descrivere il tempo che ci metti, o meglio, non puoi descrivere il tempo che ci metti a farla e a rifarla. Di conseguenza, ti dice 36.000 euro, ma hai detto? Comunque, unico esemplare in Italia, convertibile, ci sono altri 3-4 modelli ma non sono convertibili, sono 4 porte e chiuse. E basta, cosa dire. Se volete, avete bisogno di un matrimonio e volete la macchina bella, eccoci. Questa invece è la macchina del mio amico, però la descrive perché lui può arrivare il capora. Lei è una Mercury, Ford Mercury Cougar del 1978. La gas è però cilindro come la me, però la mia è bella come la me. L'unica cosa di originale questa macchina, tutto originale. La gagneffera della virgola. L'è arrivata anche nel 78 dal Canada, ISE, e ISE è modest, targato a Brescia con la targa originale, quindi che chi de pe. Che appena da Ardalo, sto fa un giretto e lei noleggio po' questa come l'altra per matrimoni, miei matrimoni, matrimonio, ma matrimonio, divorzi, tebù. E questa è l'occasione perché mi conosci un po' di più per la Cascina Maggia. Cascina? Una volta, ma adesso tutto un altro lavoro. Allora, la Cascina Maggia ha organizzato 4 giorni di festa. Gonfa giovedì è il karaoke con la cena messicana. E il venerdì gonfate un trio musicale. Sabato gonfa tributo a Ligabue, perché chi capisce Ligabue, chi capisce mia e mia amici. E anche le bancarelle vintage, anni 70, le macchine anni 70-80, americane, vespe, che poi salamina, poi porchetta, che da bere, che la birra, che la musica rockabilly. Da là invece trovo un po' un parrucchiere che mego mi ha bisogno, che ha bisogno infatti della pettinas. Che è un tatuatore, un fumettista, insomma che è un po' d'allegria, che è tanta allegria. Cascina Maggia è la prima volta che organizza, spero di fare l'amore. Cascina Maggia praticamente è un'oasi in città.